Bene, buonasera a tutti. 10 minuti di ritardo, ma è soltanto un attimo per organizzarci, aspettavamo il dottor Franzi che è arrivato. Vi vedo numerosi, questo mi fa piacere, visto l'importanza anche della serata. La serata è stata organizzata dal Comune di Monaco insieme al Comitato di tutela e difesa ambientale di Cividale e porta come titolo, diciamo, poveri sottili a delle problematiche della zona industriale. Un problema che da diversi anni stiamo vivendo in questa zona industriale, che poi diciamo a ridosso proprio dell'abitato di Monaco. Vi leggo così velocemente. L'incontro intende illustrare problematiche legate sia alla zona industriale posta a cavallo tra il Comune di Cividale e Monaco per fare il punto della situazione. Questo sarà un incontro formativo e di confronto tra le parti per capire appunto quali sono le vere problematiche e quali possono essere i futuri sviluppi verso chi ha le competenze per poter poi risolvere questo problema. Sarà anche l'occasione per illustrare alcuni progetti in corso di studio da parte delle aziende operanti nell'area, tra i quali quello presentato dalla CIA Fonderia Cividale SPA, che prevede l'utilizzo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, che sarebbe la scuola vecchia che insomma si nota bene da qualsiasi parte si possa transitare in zona industriale sulla statale o attraverso il comune di Monaco, si vede questo enorme cumulo. Premetto, ma poi comunque approfondiremo il discorso durante gli interventi, che è un progetto ormai decaduto, ecco, cose che non si effettueranno, quindi le scuole vecchie verranno smaltite in altro modo. Nell'area permane un alto livello di concentrazione di polveri sottili rilevato dall'ARPA, Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente. Qual è la reale situazione? L'incontro è dedicato a tutte le persone che vogliono approfondire le problematiche ambientali e capire quali possono essere le prospettive future di sviluppo dell'area industriale. Quello che ho già così brevemente premesso. Naturalmente gli interventi saranno molti. Dopo di me interverrà Franco Giordani, che è assessore all'urbanistica del Comune di Monaco. Abbiamo lasciato spazio anche ai gruppi consigliari di Monaco, perché soprattutto in questa fase di tutela, di studio e di approfondimento per quanto riguarda l'ambiente e le sue problematiche, è stato fatto un lavoro di sinergia tra tutti i componenti del Consiglio e tutte le istituzioni. Interverrà anche il dottor Franzi, che è un tecnico esperto in normativa ambientale, Michele Pizzolongo, che la comunità di Monaco conosce molto bene, insomma, è il nostro concittadino, ma penso che lo conoscono un po' tutti quelli che si interessano alla questione, che è il portavoce del Comitato di tutela e difesa ambientale di Cividale e Monaco. La signora Elena Gobbi, che fa parte della Reating Green Net, e infine Luciano Zorzenone, che è il presidente Codicom Friuli Venezia Giulia. Prima naturalmente di iniziare con l'approfondimento volevo un attimo così soltanto informarmi che la serata verrà filmata e registrata, e questo soltanto per diritti o doveri di informazione. Alla serata, oltre a queste persone, alla comunità di Monaco, sono state invitate diverse istituzioni. È stato mandato un invito a tutti i sindaci del comprensorio di Monaco e Cividale, quindi anche alle Valle, Primariato e Manzaco. Vedo alcuni esponenti, c'è l'assessore di Cividale, che saluto. Infine poi era gradita la presenza sia degli assessori e presidenti provinciali e regionali e degli onorevoli di riferimento. C'è l'avvocato Monai, presidente di Sala, che saluto. So a suo tempo è stato sensibile a questo tipo di problematiche. Avevamo avuto anche modo nel primo monitoraggio ambientale per anni fa di avere bisogno del suo apporto, che era allora vicepresidente del Consiglio regionale. Era stato invitato anche l'onorevole Compagnon, che con una lettera si scusa per impegni precedentemente assunti. Ecco, io partirei soltanto così con una piccola breve storia per quanto riguarda la zona industriale, perché forse molti non lo sanno. La zona industriale nasce nel 1970 con un decreto da parte della regione, e nel 1974 la giunta regionale decreta il piano territoriale, quindi diciamo ha radici abbastanza lontane rispetto a diverse altre zone che vediamo crescere negli ultimi anni. Naturalmente a questo consorzio aderiscono 13 comuni, Monaco Cividale, praticamente poi tutti i comuni delle valli, Corno, Manzano, Artemis e Faedis, quindi sicuramente con molto entusiasmo, perché erano momenti di sviluppo, si stavano così
stanno cambiando le abitudini del paese, da rurali diventavano industriali, e dobbiamo dire che ha portato quei posti di lavoro e quello sviluppo che servivano ai nostri comuni. Sicuramente poi con l'andare del tempo queste sensibilità sono anche cambiate, le normative di riferimento poi sono cambiate, hanno portato ad un modo di operare differente, rispettando certe norme e comportamenti, sia da chi ci lavora, sia da chi poi è industriale e comunque intende sviluppare diverse attività produttive. L'interessamento diretto da parte dell'amministrazione parte diciamo nel lontano 2004, quando poi si forma anche il comitato. Mi sembra che il comitato sia formato poco prima. 1992. Addirittura. Dovete scusarmi, è una data che veramente non ce l'ho qua. Il primo confronto rispetto a quello che sono le attività comunali risale, dicevo, al 2004. Nel mese di luglio, vi faccio una piccola cronistoria di quello che è stata l'attività, viene presentata una petizione di circa 900 cittadini. Tra luglio e novembre vari contatti decidono di finanziare il progetto di monitoraggio con costo di 20.000 euro. Sono stati finanziati 20.000 euro, di cui 12.000 euro Cividale e 8.000 euro Moimacco per questo programma di monitoraggio. Il 10 novembre c'è la presentazione ufficiale del programma dello studio epidemiologico dell'azienda sanitaria udinese. Il 16 dicembre, sempre del 2004, c'è una presentazione ufficiale del programma di gestione ambientale da parte dell'ARPA. Nel 2005, il 13 luglio, c'è un incontro tecnico tra ARPA e comuni. Il 3 agosto, presentazione dell'ARPA dei primi esiti dello studio a comuni e comitato. Nel 2006, il 31 marzo, presentazione alla Regione della domanda di AIA dell'acciaieria, che è l'autorizzazione integrata ambientale, e poi avremo modo anche di sapere come funziona. 26 settembre, presentazione studio di comune di Cividale e Moimacco. 19 ottobre, presentazione dello studio alla popolazione di Moimacco. 9 novembre, presentazione dello studio alla popolazione di Cividale. 22 novembre, lettera alla Regione, conferma congiunta dei due sindaci sulla problematica della zona. 29 novembre, approvazione di una mozione in Consiglio Comunale di Moimacco presentata dal gruppo Tradizione e Innovazione con segnalazione problematica e richiesta a tavolo tecnico. Il 20 dicembre, approvazione ordine del giorno Consiglio regionale con proposta di restituzione degli oneri sostenuti dai comuni. Passiamo al 2007, 6 febbraio, tavolo tecnico Regione Comuni ARPA. 28 settembre, quindi già da febbraio andiamo a settembre, quindi iniziamo un attimo già a dilungare un po' le tempistiche. Approvazione di una mozione in Consiglio Comunale di Moimacco presentata dal gruppo Tradizione e Innovazione con segnalazioni problematiche al NOE e alla Procura. 19 novembre, incontro ARPA e consiglieri comunali di Moimacco. 17 dicembre, presentazione e osservazione al piano territoriale regionale con richiesta di mantenere unico piano urbanistico da legge. Nel 2009, l'8 aprile, l'ARPA segnala all'autorità giudiziaria le problematiche dell'emissione dell'acciaieria. Il 4 maggio, invio al comitato della lettera ARPA dell'8 aprile. Il 28 maggio, incontro consiglieri comunali di Moimacco e vertici dell'azienda. Il 30 luglio, il comitato invita il sindaco di Moimacco a denunciare l'acciaieria. Il 12 agosto, pubblicazione sul bollettino regionale della procedura dell'utilizzo scorie per barriere ambientali. 9 settembre, risposta del sindaco al comitato, previa conoscenza alla procura. 23 settembre, osservazione del comune sul progetto dell'utilizzo delle scorie. 12 ottobre, riunione comitato, consiglieri comunali di Moimacco. 12 novembre, decreto regionale, obbligo di via, che è la valutazione di impatto ambientale al progetto di recupero delle scorie. 24 novembre, richiesta alla regione di convocazione del tavolo tecnico a Cividale. Il 3 dicembre, dati dell'ARPA sul monitoraggio dal 1 di gennaio 2009 al 30 di novembre 2009, cose che sono state anche poi così divulgate sui quotidiani, sulla stampa, e quindi hanno sicuramente creato delle problematiche ulteriori. 24 dicembre, sollecito richiesta della Regione convocazione del tavolo tecnico a Moimacco. Passiamo al 2010, il 27 gennaio, lettera al Comune di Cividale con richiesta formazione e pianificazione congiunta dell'area industriale da parte dei due comuni.